Eccoci, ci siamo, buongiorno, buongiorno. Non più da Livigno, in realtà, provo a citare una fonte di ispirazione per me, che è Maccio Capatonde. Dice che in uno dei suoi personaggi, ovvero Mariotti, diceva live da casa mia. Lasciatemi questa digressione, questa divagazione. Benvenuti a questa live, che è un po' una live di riepilogo, più o meno simile a quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, in quello che è stato l'unico giorno interamente libero per il Palermo in quel di Livigno. Sarà una giornata, come abbiamo anticipato nei temi del nostro post sui social di circa un'ora fa, una live dalla durata non precisata, non le classiche, i classici 30 minuti di live che abbiamo fatto in quel di Livigno, ma sarà una live, diciamo, fiume. Non so se durerà, non penso che durerà quell'oretta che ci siamo presi nell'occasione di domenica scorsa, però sempre nello stile, nella situazione di domenica scorsa, appunto, cercheremo di affrontare tutti i temi più importanti del calcio siciliano delle ultime ore. Intanto, prima di cominciare, vorrei ringraziare tantissimo tutti quelli che hanno così fatto parte delle 2 settimane che abbiamo vissuto in terra di Valtellina, a cominciare da chi è stato con me in queste 2 settimane insieme, ovvero sia Chiara Ferrara ed Anthony Massaro. Oggi non sono con me perché giustamente anche loro devono recuperare un po' di energie, devono espellere un po' di tossine di queste 2 settimane. Sono state intense, in particolare l'ultima giornata in cui siamo andati a seguire l'amichevole contro il Monza, nel contesto di un viaggio particolarmente lungo, perché da Livigno a Temu Ponte di Legno e da Temu Ponte di Legno all'aeroporto di Milano Linate è stata una bella traversata. Ringrazio naturalmente i nostri partner, li vedete qua sotto in basso a sinistra, li sto indicando, perché ci hanno dato una grande mano dal punto di vista, naturalmente, del supporto non solo commerciale, ma anche sono dei veri e propri amici di Sportisili. Non li voglio naturalmente, tali sono, e quindi è giusto che in quanto tali devono essere menzionati. E poi naturalmente ci siete voi che ci avete riempito con la vostra presenza in tutte le live. Praticamente siamo andati live quasi 30 volte, tra gli allenamenti mattutini, gli allenamenti pomeridiani, gli speciali come quello che abbiamo fatto domenica scorsa, ma anche quello che abbiamo fatto ad esempio il mercoledì sì, della prima settimana, in cui con Anthony Massara abbiamo sviscerato alcuni temi di mercato inerenti al Palermo. Ma non è solo di Palermo che vi voglio parlare in questa mattinata. Sarà appunto una live particolarmente piena e particolarmente intensa, perché, come vedete anche dal titolo, si parte dalla B di Palermo e si arriva alla D di Sicilia, perché, come ben saprete, sono tante le squadre della nostra regione che giocheranno il massimo campionato dilettantistico nazionale, che è di fatto l'anticamera, la porta
che porta, chiedo scusa per il gioco di parole, al professionismo. E quindi partiamo però dal Palermo che ieri ha concluso la prima parte del suo ritiro, quello di Livigno. Prima ancora di cominciare, come di consueto, vi invito, anche perché state arrivando in diversi, a seguire la nostra live. Parto da Rullo Sordo su YouTube, che ci saluta. Naturalmente invito a fare anche a voi come ha fatto lui, ovvero sia a contattarci, a scriverci, a darci un commento, a darci anche quello che è il vostro punto di vista, in base poi via via a quelli che saranno i temi che andrò anzi a sviscerare. E dopo questi 5 minuti di preambolo, in cui vi ricordo anche di seguirci oltre che su Facebook e su YouTube, dove ci potete vedere dove mi potete vedere in live in questo momento, seguirci anche su Instagram, su TikTok, su X e sul sito www.sportisiri.it, tornato, anzi anche se non ha mai smesso di esserlo, la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Anche questa mattina tante notizie, dalla Formula 3 al beach soccer, ovviamente al calcio, al tennis. Ricordiamo che questa sera saremo presenti al Country Time Club di Palermo per la finalissima del Palermo Ladies Open. Ricordo il secondo grande appuntamento del tennis internazionale in Italia dopo gli internazionali di Roma. Saremo lì per seguire la partita, la finalissima tra la campionessa in carica, la cinese Zheng, e la ceca Karolina Munkova, prime 2 teste di serie, entrambe wild card, quindi sarà un grande spettacolo. Dicevo, parliamo di Palermo perché ieri si è chiusa la parte livignasca del ritiro, la parte italiana del ritiro, e si è conclusa alla grande. Si è conclusa non tanto per il risultato, perché come ci ha invitato a fare anche Alessio Dionisi nelle conferenze stampa di fine ritiro, di fine partita, non soltanto durante il ritiro, non è corretto parlare di risultati, è più corretto parlare di prestazione, di crescita, di miglioramenti, anche di cose da migliorare, perché di cose da migliorare ce ne sono e ce ne saranno probabilmente fino all'ultima giornata di campionato. Però è stato un buon Palermo per quello che abbiamo visto, contro un avversario chiaramente un po' più indietro a livello di preparazione atletica rispetto alla squadra guidata da Alessio Dionisi, un Monza che ricordo, anche per gli appassionati che ci seguono e che chiaramente danno un occhio alla Serie A, magari sono anche appassionati di fantacalcio, ricordo che il Monza non ha ancora sostituito 2 elementi molto importanti dell'organico, come il portiere Di Gregorio e il fantasista Colpani. Ieri Colpani tra l'altro assistito dalla tribunetta del campo sportivo di Temu Ponte di Legno all'amichevole, senza ovviamente non è stato convocato, non è stato coinvolto sul campo, perché ricordiamo che Colpani è ad un passo dalla Fiorentina. Quindi si è visto un Monza un po' mascherato, perché tra altre cose partivano dalla panchina anche giocatori importanti, in primis Gianluca Caprari che sta recuperando dall'infortunio. Non era il miglior Monza, non era il miglior Palermo, perché il Palermo, ricordiamo, sempre privo di Jacopo Segre e sempre in attesa di rinforzi. Ricordiamo che Nicolau ed Henry sono partiti alla panchina, hanno avuto uno scampolo di gara, a sinistra manca ancora Lund, oltre ad un eventuale rinforzo che i tifosi aspettano e si aspettano dalla proprietà. E quindi anche lì, nell'essere rimaneggiato dell'una e dall'altra parte, si è a mio parere visto un buon Palermo, un Palermo corto, un Palermo rapido, un Palermo svelto di testa e di gambe, considerando anche la differenza di preparazione, ed un Palermo che ha risposto bene alle sollecitazioni di una squadra comunque di una categoria superiore, va detto, perché il Monza, ricordiamo, giocherà per il 3º anno consecutivo in Serie A, e il Palermo per il 3º anno consecutivo tenterà l'assalto alla Serie A. Si è visto un buonissimo, a mio parere, Dario Saric, si è visto un buonissimo Simon Graves, il quale secondo me sta provando anche a convincere Dionisi del fatto che lui può essere uno dei 4/5 centrali che possono giocarsi sabato dopo sabato, weekend dopo weekend, una delle 2 maglie da titolare, con l'arrivo di Nicolau che sta recuperando e sta guadagnando smalto, con Lucioni che è sempre più leader, come se avesse smesso di esserlo, e con anche la crescita a vista d'occhio di Pedat. A proposito vi voglio ricordare l'esclusiva che abbiamo realizzato con il difensore polacco qualche giorno fa, proprio dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Voglio cogliere l'occasione, ammesso che ci stiano seguendo, spero che se non ci stanno seguendo in diretta arrivi loro questo messaggio. Io a nome
di sportissimi, ma anche a nome di tutti, secondo me, i colleghi presenti in ritiro, voglio ringraziare Kairos, nella persona del grande Gioele, che diciamo è il punto di riferimento per noi all'Acqua Granda di Livigno, per l'accoglienza e anche per non averci fatto mancare letteralmente nulla sotto tutti i punti di vista, quindi e anche grazie a loro se il ritiro del Palermo ha avuto un'ottima riuscita anche dal punto di vista logistico. Tornando al Palermo, sì, bene di Francesco, al di là del gol, sempre una spina nel fianco, abbiamo visto ingaggiare tanti duelli con Armando Izzo, spesso e volentieri vinti e spesso e volentieri quantomeno con un fallo portato a casa. Ha un pochino steccato invece, premessa, non vuole essere un tiro a bersaglio, non vuole essere una persecuzione, Matteo Brunori. Brunori ci ha provato su un calcio di punizione nel corso del secondo tempo, ben sventato da Mazza, che era il secondo portiere per l'occasione del Monza, e poi poco altro. Alcuni tifosi, vedendo la clip del gol, si sono soffermati ad esempio sulla mancata esultanza del capitano rosanero insieme ai compagni in occasione della rete di Federico Di Francesco. È qualcosa che balza all'occhio, è qualcosa sul quale potremmo anche non tornare, anche perché potrebbe veramente sembrare un modo per sparare sulla Croce Rossa, però va detto che Matteo Brunori continua quasi a essere un corpo estraneo. Al di là del suo essere capitano, abbiamo visto 9 giocatori su 10 relativamente a quelli di movimento esultare per la rete di Francesco, uno solo non esultato, e questo qui portava la maglia con il numero 9 sulle spalle. Ripeto, non vuole essere un accanimento, non vuole essere un rendere Matteo Brunori protagonista di una specie di Truman Show che a tratti può anche sembrare fastidioso, però bisogna anche dire le cose come stanno. Matteo Brunori in questo Palermo sembra veramente essere un pesce fuor d'acqua, sembra fare molta fatica ad emergere. Naturalmente voglio sapere la vostra. Ecco, per esempio già arriva il primo commento: Angelo Lopresti ha dato il 5 a Di Francesco, e chiaramente noi ci rifacciamo anche a quelle che sono le immagini che circolano, che chiaramente non sono frutto di montaggio, non sono frutto di modifiche. Abbiamo visto sì Brunori dare un 5 molto timido a Di Francesco, però mentre tutti abbracciavano l'autore del gol che poi è risultato decisivo per la vittoria, lui ha tirato verso il centrocampo. Purtroppo queste sono immagini, cioè non ci inventiamo nulla, questo è quello che si è visto, è stato il primo, sì, per carità, nulla da eccepire, caro Angelo. Venendo anche ai primi commenti che stanno arrivando, intanto ringrazio Bruno Struppa che ci saluta e ci dice buongiorno a te Bruno. Tra poco tra l'altro è anche ora di pranzo, sia per chi si trova al mare, magari ci state seguendo in tanti alle vostre località balneari, fateci sapere un po' come va la vostra domenica, che è la penultima tra l'altro del mese di luglio. Saluto e ricambio il buona domenica anche a Mario Franco. Ringrazio Marco Morana, che prima sottolinea la nostra professionalità, e ringrazio ovviamente Marco Morana per questo messaggio, e poi entra nel vivo dicendo: ci vogliono giocatori di livello superiore per sperare di andare in Serie A. E a tal proposito il Palermo sta per piazzare un altro colpo, perché sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rosanero, Alexis Blin, nato a Le Mans nel 1996, quindi a settembre compirà 28 anni, capitano del Lecce. E qui si aprono delle parentesi, si aprono dei nuovi scenari, perché Blin è un centrocampista, abbiamo già detto, abbiamo già anche scritto sul nostro sito, capitano del Lecce, centrocampista attualmente 27enne, è un mediano, gioca molto basso, attualmente quella che è attualmente la posizione del suo connazionale Claudio Gomez. Come dicevo, si aprono scenari importantissimi, mentre intanto arrivano altri commenti, a breve li andremo a leggere. È un giocatore che sicuramente verrà a recitare un ruolo da protagonista in questa squadra, perché intanto viene dalla Serie A, ha fatto un'ottima stagione in Serie A. Mi vogliate perdonare se nel frattempo vado anche ad aprirmi quelle che sono le sue statistiche. Giocatore, ricordo che l'anno scorso è arrivato a Lecce dall'Amiens, o meglio è arrivato appunto a Lecce dall'Amiens, ed è un
un giocatore che ha fatto tanto bene, scusate, 3 stagioni a Lecce, mi correggo, è arrivato nel 2021, ha fatto l'anno in B, vinto dalla squadra giallorossa, e poi ha fatto 2 stagioni in Serie B. Prima era il vice capitano del Lecce, perché il primo capitano, l'ultimo capitano del Lecce era Hjulmand, e l'anno scorso ha ereditato la fascia proprio dal giocatore, che nel frattempo è passato allo Sporting Lisbona, generando e producendo tra l'altro una plusvalenza clamorosa per il club. A tal proposito non si può non sottolineare il grande lavoro che anche a Lecce sta facendo Pantaleo Corvino anche in questa stagione. Colgo già qualche primo commento. Sergio Cinacci chiede: è un Liverani? È un giocatore che potrebbe ricordare per caratteristiche Fabio Liverani, nel senso un playmaker, un giocatore che ha buonissimi piedi. Lo scorso, o meglio, nelle 2 stagioni in Serie A Lecce, più in generale nelle 3 stagioni di Lecce tra B e A, 4 assist in 3 campionati. Sicuramente non è il classico fine dicitore, ma è quel giocatore che può dare anche qualità. Tra altre cose, è un giocatore che nella sua carriera ha anche giocato da centrale difensivo, quindi potrebbe dare una mano in quel senso. Ha ricoperto diversi ruoli, basta andare a guardare anche la mappa che presenta Transfermarkt. Ha giocato anche da trequartista, ha giocato anche da laterale mancino. Naturalmente non credo che il Palermo lo sfrutterà come terzino sinistro, penso che il Palermo lo voglia sfruttare come centrocampista, ma per dire, lo scorso anno diciamo in situazioni di emergenza ha giocato anche da centrale difensivo. Lo ha fatto anche 2 anni fa nelle primissime uscite stagionali del Lecce, prima che avvenisse l'esplosione di Baschirotto, per dirne uno. Ma fondamentalmente è un centrocampista che si mette a schermo davanti alla difesa, e può fare farà sicuramente al caso del Palermo. Non a caso Morgan De Santis ha portato avanti questa trattativa, ed è un giocatore che potrebbe a questo punto contendere il posto proprio a Gomes davanti alla linea difensiva. È un frangiflutti davanti alla difesa, e quindi è un giocatore che potrebbe spostare un po' gli equilibri, perché sicuramente uscirà Samuele Damiani, che sembra essere ad un passo dal Pescara. Anche questa indiscrezione l'avevamo scritta proprio nel corso del ritiro di Livigno, ovvero il fatto che Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo, aveva messo nel mirino diversi giocatori che ha avuto a Palermo. Ha messo nel mirino Marconi, che però sta andando alla Virtus Entella, ha messo nel mirino Accardi, che a quanto pare lo raggiungerà proprio in Abruzzo, ha messo nel mirino Samuele Damiani. Non sappiamo la situazione Stulaz, perché lui è reduce da un problema muscolare non di poco conto. È da capire se il Palermo troverà un acquirente per lui o se Dionisi deciderà di puntare su di lui. Purtroppo non l'ha visto tantissimo, perché fate il conto che si è fermato giovedì e non ha più visto il campo. Ha giocato 2 spezzoni, uno contro la rappresentativa Sondrio e uno contro il Rapperswil Iona, quindi un giocatore che è anche difficile da giudicare. L'arrivo di Blin penso che serva proprio ad avere delle certezze da questo punto di vista. Stulaz purtroppo è uno che dal punto di vista fisico e dell'integrità proprio fisica non dà queste certezze, non le dà in base a quello che cerca Dionisi, quello che cerca il Palermo, e questo potrebbe essere un problema. Simone Giunta per esempio scrive: Blin, Gomez, coppia di mediani e Segre Ranocchia nella tre quarti? No, perché comunque l'idea, almeno anche dal punto di vista tattico, come quello che si è visto fino ad ora, è che Dionisi voglia far giocare il Palermo col 4-3-3, perché tra altre cose ha trovato un Di Francesco già in ottime condizioni, al di là del gol. Insigne sta crescendo dal punto di vista fisico, è un giocatore che sicuramente potrà dare una mano. Probabilmente arriverà un altro esterno d'attacco, perché numericamente parlando il Palermo ne ha 3, considerando anche Di Mariano. Non consideriamo Fella, perché probabilmente verrà liberato prima della fine del mercato estivo, quindi prima del 31 agosto, in modo tale da o trovare una squadra tramite una trattativa col Palermo, oppure svincolarlo, liberarlo dal contratto, che ricordiamo ancora un anno con il club di Villa del Fante, e consentirgli magari anche di trovare una squadra da svincolato a settembre. E comunque
per chi lo vorrà prendere, vorrà risparmiare magari il denaro relativo al conguaglio da offrire al Palermo, e sicuramente è appetibile, perché comunque un giocatore che si è allenato per X giorni con uno staff a mio parere di Serie A, perché comunque lo staff che aveva Dionisi al Sassuolo, e quindi il Palermo sicuramente potrebbe tentare l'assalto ad un esterno d'attacco, fermo restando che c'è anche da capire la situazione. Brunori resta, Brunori va, e come abbiamo detto anche nelle scorse live, anche da Livigno, anche a mio parere, oltre che a parere dei miei colleghi, compagni d'avventura di Sportisi, ovvero Chiara ed Anthony, la permanenza a Manchester sarà argomento di discussione. Vado a leggere altri commenti, faccio un salto da Facebook a YouTube, mentre intanto arrivano, vediamo, sì, scusate, c'è qualche commento che arriva. Rullo Sordo, che parla di Bruno, gli dice: difficile da giudicare perché è anche vero che non è arrivata una palla giocabile che sia una. Gli ultimi mondiali ricordo una partita in cui Cavani con l'Uruguay passeggiò letteralmente in campo per 90 minuti. Non gli arrivavano palloni, ma sono aperto anche ad altre interpretazioni. Vero quello che dici, diciamo che è stato anche un po' il nodo dell'avventura fino a qui di Brunori, ovvero sia quella che spesso e volentieri, per quello che era lo stile di gioco di Corini, un attaccante come lui ha fatto fatica anche a ricevere palloni giocabili di rigore, spesso e volentieri la palla se la andava a prendere da solo. Agostino Alaimo scrive: buongiorno a tutti, ho ascoltato le dichiarazioni 3 anni fa da parte di Corvino quando presentò Blin, tutto campista, 60% box to box, 40% mediano di rottura, persona molto seria e di carisma, e questo chiaramente è un altro feedback non di poco conto, perché lo porta il direttore sportivo del Lecce, che lo ha scoperto e l'ha portato in Italia direttamente dalla massima serie francese. Vincenzo Di Gregorio, che saluto, scrive: per me Stulaz va tenuto, assolutamente una buona chiave di lettura anche questa. Rullo Sordo è tornato su Bruno e ha detto: concludo dicendo che se la mia lettura è corretta, il responsabile è il tecnico, è colui che deve creare la tattica giusta per la punta. Va detto comunque che Brunori è stato anche, tra virgolette, provato vicino ad una punta, che potesse essere Henry, che potesse essere Giacomo Corona, altro giocatore che a mio parere lascerà Palermo prima della fine del mercato, anche se è più probabile per lui un prestito. Sempre Agostino dice: ho notato che quando si infortunano i giocatori del Palermo sono sempre infortuni lunghi. Segre 5 minuti di amichevole, botta al ginocchio con riversamento di liquido, 20 giorni di stop. Ieri i calciatori del Monza non hanno lesinato Calcioni, 2 o 3 interventi a piede a martello, falli da rosso. Sì, diciamo che anche da questo punto di vista il Palermo ha avuto grande sfortuna dal punto di vista degli infortuni. Fin dall'inizio dell'avventura in Serie B con Eugenio Corini si sono contati 34 infortuni da trauma o da ricaduta. Lo abbiamo sottolineato proprio al termine dell'amichevole contro il Rapperswil, in cui si è assistito all'infortunio di Segre, è mancato Stulaz, insomma. Anzi, in realtà l'infortunio di Segre, scusate, è avvenuto durante l'amichevole con la rappresentativa, ma poco cambia. Sì, questo è sicuramente un nodo da sciogliere, perché, come ha detto anche Dionisi, i problemini durante la preparazione possono accadere. Il lavoro da fare è quello per evitare che accadano durante il campionato. Ringrazio Vincenzo Di Gregorio, che scrive: rinnovo i complimenti in pubblico per il progetto Sportisili. Occhio a come lo scrivi, ovviamente scherzo. Corona ha detto Dionisi stesso in conferenza stampa che non è pronto. Ha detto anche, e io in parte lo approvo pure, anche se non possiamo non parlare di chi fa parte del Palermo attualmente, che bisogna mettergli meno pressione addosso. Va detto che la stampa non ha messo pressioni addosso a Corona, chiaramente il pubblico vuole vedere un palermitano in campo per il Palermo. L'ha fatto con Di Mariano, l'ha fatto anche con altri elementi, l'ha fatto con Andrea Accardi, che ben si è disimpegnato negli anni della C, fermo restando che era stato anche protagonista, seppur non di spicco, nel Palermo pre-fallimento in Serie B. Corona sicuramente è come si dice, è un patrimonio che va sfruttato al meglio, va gestito al meglio, e il Palermo deve fare tesoro anche di quella piccola esperienzuola che potrebbe arrivare in C in prestito per un anno, per un giocatore che ha fatto vedere belle cose nelle 2 stagioni in primavera, prima a Torino e poi a Empoli, e prima ancora, ricordiamo,
nella primavera 4, quando il Palermo giocava in Serie D, quindi è un giocatore, anzi in primavera o 3 o 4, adesso non ricordo, quando il Palermo era già in Serie C, era il primo Palermo di Stefano Di Benedetto, e fece bene comunque in una squadra ricca di talento, anche se purtroppo molti di questi ragazzi non sono riusciti a trovare spazio ad esempio nei professionisti, nonostante il grande talento da loro mostrato. Quindi sì, Corona è uno di quei giocatori che deve andare a giocare assolutamente, perché se riesce a fare l'exploit che tutti ci auguriamo per lui, e anche per avere un giocatore palermitano che possa finalmente esplodere in maniera definitiva, non può rimanere in panchina a fare tra virgolette le ragnatele qui a Palermo. Emanuele Riggio, sempre su Blin: ho chiesto a un amico leccese, forte di testa, uomo spogliatoio, e difficilmente si va a saltare. Uomo spogliatoio è esattamente ciò che serve al Palermo, ovvero sia qualcuno che renda e che contribuisca a mantenere in contatto, in legame questo gruppo, questo spogliatoio, e quindi dare sfogo a quelle che sono quelle doti da leader che per esempio ha Lucioni, che per esempio hanno altri giocatori all'interno del gruppo, lo stesso Segre, lo stesso Di Francesco, a mio parere sono dei leader di spessore sui quali Dionisi può contare anche quando la palla è ferma e quando si sta tutti dentro lo spogliatoio. Nino Tuzzolino scrive: secondo te quest'anno Vasic troverà più spazio? In quale ruolo? Io credo molto in lui. Vasic farà la mezzala quest'anno, lo ha detto Dionisi, lo ha detto lui stesso. È un giocatore importante, un giocatore di qualità, un giocatore di talento, è un giocatore che però forse deve crescere a livello di impatto sulla gara, perché è un giocatore di qualità, ma che forse ancora fa fatica ad incidere, deve mostrare queste qualità, e credo che Dionisi sia l'allenatore giusto per portarle fuori. Del resto Dionisi ha sempre creduto molto nei centrocampisti di tecnica, nei centrocampisti di qualità. Mi viene in mente Bairami sia all'Empoli che al Sassuolo, uno per tutti naturalmente. Mi viene in mente ad esempio, per quanto riguarda la cabina di regia, Maxime Lopez, che era veramente un centrocampista di grande qualità. Vedremo, staremo a vedere, perché è uno di quei giocatori, uno di quei ragazzi di cui il Palermo ha bisogno. Lo stesso Dario Saric, per esempio, ieri ha fatto vedere un paio dei suoi proverbiali strappi, motivo per cui il Palermo, secondo me, anche con l'arrivo di Blin, può contare su un pacchetto. Attualmente non conto Stulaz, ma se dovessi contare Stulaz, di 7 centrocampisti di assoluto rispetto. Salvo Rappa scrive, mi saluta, lo saluto: un aspetto importante a mio avviso di questo mercato è il fatto che finalmente i nuovi arrivati sono tutti sopra il 1,83 m, tutti dotati di ottima fisicità. Questo per esempio è un ottimo aspetto che abbiamo anche noi sottolineato. Questo dovrebbe, stavo perdendo il commento, eccolo qua, questo dovrebbe permetterci di soffrire meno nel gioco aereo rispetto ai 2 anni precedenti, quando c'era un innegabile mismatch tra i nostri giocatori e quelli degli avversari. Questo staremo naturalmente a vederlo. Sergio Cinà chiede chi sono i centrocampisti che tirano dalla distanza. Blin è uno che la cosiddetta castagna ce l'ha dal limite dei 30 metri. Ranocchia è uno di quei giocatori che può calciare alla distanza. Saric ha dimostrato di non avere paura di provarci alla distanza. Da capire anche se il Palermo avrà bisogno di tiri alla distanza. Si spera ovviamente che il Palermo arrivi al gol con manovre fluide. Se non dovesse succedere, è chiaro che a quel punto anche il tiro per cercare una valvola di sfogo diversa dalle azioni manovrate tipiche del calcio di Dionisi sono fondamentali. Ma la gente di Gomes, scrive Giacinto Fiore Pizzaiolo, non disse tempo fa che il suo assistito ha molto mercato? Come mai non ha portato nessuna offerta? Lì subentrano anche altre dinamiche, perché chiaramente i procuratori fanno il loro lavoro e probabilmente c'era anche la voglia anche di stigmatizzare quelli che erano alcuni commenti negativi sulle stagioni di Claudio Gomes a Palermo. Torno su YouTube, poi cambiamo argomento, poi passiamo alle 3 siciliane di C, perché c'è da parlare. Sia del Ciaro che l'Unde continuano alle vacanze post-europeo, entrambi dovrebbero arrivare direttamente a Manchester. Ricordiamo, il Palermo domani partirà alla volta dell'Inghilterra, dove il 23 comincerà la seconda parte della preparazione presso la City Football Academy di Manchester, e vedremo anche all'opera questi 2 giocatori che non sono stati ancora visti all'opera. Agostino Alaimo ci pone l'accento sul fatto che nel 21-22 nella squadra del Lecce promosso in A insieme a Blin c'erano anche Lucione e Di Mariano. Ottimo spunto, grazie Agostino. Iolè invece scrive: sono convinto che nell'affare Blin possa rientrare Brunori, a me andrebbe bene, l'importante è trovare un sostituto all'altezza. Occhio, perché naturalmente noi ci stiamo ricamando molto su questa cosa. Ieri c'è stato un dialogo fitto
Sulla panchina, poi occupata da Dionisi nel corso della gara, tra Morgan De Santis e Adriano Galliani. Chi lo sa che non abbiano parlato di calciomercato e di una trattativa, o comunque di più trattative. Ricordiamo che il Palermo, ad esempio, è stato accostato a Mattia Valotti, che è un giocatore attualmente di proprietà del Monza. Vedremo come andranno a finire queste cose. Rullo Sordo scrive: su ieri segnano un passaggio a 3 metri sbagliato da Vasic con annessa ripartenza bruciante del Monza, un'uscita sgangherata di Gomis e sempre di quest'ultimo un passaggio dal basso sciagurato. Per quanto riguarda Gomis, bisogna sottolineare che lui non è esattamente quel portiere che ha una proprietà di palleggio eccezionale, però sicuramente può migliorare. E poi c'è De Planche che potrebbe anche lì dargli del filo da torcere. Su Vasic sottolineo invece che ha fatto un paio di cambi di passo importanti, costringendo al fallo, per esempio, in un caso Pedro Pereira e in un altro caso, se non ricordo chi fosse, ma comunque anche nel suo spezzone è stato importante. Colgo l'assist di Vito Mannina per passare alla Serie C. Partiamo però dal Catania, perché è delle scorse ore l'ennesimo annuncio di calciomercato della squadra rossa-azzurra, e qui vengono coinvolte anche altre due piazze della Sicilia, ovvero sia Palermo e Trapani, perché da queste due piazze è passata la carriera di Gregorio Luperini. Gregorio Luperini, giocatore di spessore, giocatore d'esperienza, giocatore che a mio parere vale la Serie B e che va in C a Catania, perché è chiaro l'intento, è chiaro l'obiettivo, è chiara la matrice di questa stagione. È un Catania che vuole vincere, un Catania che vuole fare bene, non a caso ha chiamato alla sua corte quelle che per me sono due fuoriserie, ovvero sia Daniele Faggiano, la direzione sportiva, e Mimmo Toscano in panca. Si va ad aggiungere ad altri elementi di spessore, perché sono arrivati Adamonis in porta, Di Gennaro e Ierardi in difesa, a centrocampo era già arrivato ad esempio Carpani, in attacco è arrivato D'Andrea. Insomma, è una squadra che e sono stati anche confermati alcuni tasselli, in primis Alessio Castellini, che è attualmente uno dei pochi reduci dalla stagione del rilancio, dalla stagione della Serie D. Quindi è un Catania che vuole fare grandi cose, un Catania al quale manca in questo momento probabilmente solo il centravanti per avere già un'intelaiatura ben precisa di questo 3-4-1-2, 3-4-2-1 che Mimmo Toscano vuole impostare per la sua squadra, e quindi è un Catania che vuole fare bene. È un Catania che, dopo la lezione dello scorso anno in cui aver composto un organico senza praticamente puntare su un direttore sportivo che inizialmente doveva essere Antonello Laneri, poi fondamentalmente è stato defenestrato da Vincenzo Grella, adesso la figura di Faggiano consente a Grella di occuparsi di questioni prettamente amministrative, ma sempre con un occhio buttato sul campo, e poi di lasciare appunto la direzione sportiva a Daniele Faggiano, che a mio parere è totalmente fuori categoria. Arriveranno altri giocatori, ma ne devono partire tanti altri, perché attualmente il Catania ha una rosa di 34 giocatori, ne devono partire almeno 10. Alcuni di questi hanno mercato, ma c'è il problema legato al fatto che, come ha detto Faggiano in una recente intervista, a Catania si sta bene, nel senso che Catania è una bella piazza in cui fare calcio, ma al tempo stesso Catania è una società che ha fatto degli ingaggi importanti, e quindi è anche difficile convincere i giocatori a partire, soprattutto quelli sotto contratto, e ce ne sono alcuni che hanno ancora un anno di contratto e per il momento non stanno dando il via libera per la partenza. Mi viene in mente alcuni di quei giocatori che potrebbero andare via, sono ad esempio Di Carmine, Rapisarda, Welbeck, Zammarini, Zanellato, insomma giocatori che a Catania potrebbero aver fatto il loro tempo e che potrebbero dunque andare via, anche perché il Catania ha già nei loro ruoli trovato delle alternative importanti. C'è attesa per la prima sgambata stagionale che dovrebbe avvenire, se non ricordo male, oggi pomeriggio contro una rappresentativa locale. Tra l'altro è vicino alla squadra anche Riccardo Gaucci, che è di casa in quel di Assisi. Tra le altre cose, a proposito di Catania, potrete trovare sul nostro sito quella che è stata l'intervista rilasciata per i canali ufficiali del club proprio da Gregorio Luperini, e dà una risposta anche su quelle che sono le sue esperienze passate, che in un certo senso sfiora proprio Palermo ed il Palermo. Vi invito ad andare a leggerla, perché comunque è un giocatore che dimostra quella che è la sua voglia, quella che è la sua intenzione
di fare bene e di vincere un campionato che quest'anno non sarà semplice da vincere, anche perché, come ci chiede Vito Mannina sui commenti, c'è da parlare del Trapani. Il Trapani è una realtà che sta avvenendo su bene, è una realtà che sta avvenendo su alla grande. Intanto prima di chiudere, di aprire l'argomento Trapani, rispondo, non mi ero accorto del commento di Vincenzo Di Gregorio, che ci chiede delle condizioni di Segre. Siccome lo vogliamo essere precisi, ti vado, Vincenzo, a leggere il report medico ufficiale, perché alcuni siti, anche alcuni giornali, hanno tirato fuori delle diagnosi. Intanto ogni tanto mi asciugo il sudore perché c'è veramente caldo. Jacopo Segre, in seguito a un trauma contusivo al ginocchio destro, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato un versamento articolare. Ciò significa che il giocatore prima dovrà per così dire, recuperare da questo versamento di liquido al ginocchio e poi potrà tornare ad allenarsi. Sicuramente tornerà ad allenarsi a Manchester, visto che ha già superato la prima settimana di stop, anzi quasi 10 giorni di stop, visto che si è fatto male. No, prima settimana, perché si è fatto male domenica scorsa. Dovrebbe stare altri 10 giorni fermo, quindi all'inizio del mese di agosto tornerà a disposizione di Dionisi. Vedremo se scenderà in campo contro il Parma, ricordo, l'11 agosto per il debutto in Coppa Italia. Passiamo al Trapani, dicevo, sempre a proposito del nostro sito. Stamattina, anzi da qualche minuto, trovate online, sempre attraverso i canali ufficiali del club, in questo caso con lo Granata, alcune dichiarazioni rilasciate da Pietro Ciotti, uno dei colpi del ricco calciomercato fin qui del Trapani, un calciomercato molto ricco già adesso, perché ha portato dentro tanti giocatori importanti, da Falla, Zuppel, al portiere Seculin, lo stesso Ciotti, tanti altri nomi importanti, ma non è finita qui, perché il Trapani dovrà completare altri colpi. Si parla di 3 nuovi, ha parlato di 3 volti nuovi. Valerio Antonini è una società che ha messo alle spalle quello che è stato il finale amaro di una stagione trionfale, in cui la formazione Granata, dopo aver vinto campionato e Coppa Italia, ha diciamo messo su una non bella figura, andando a perdere malamente contro il Campobasso, che era stato guidato fino a poco tempo prima da Rosario Pergolizzi. Una brutta sconfitta che probabilmente ha indotto anche Valerio Antonini, insieme al suo entourage tecnico-dirigenziale, a prendere delle decisioni su chi doveva rimanere e chi invece no, e sui volti nuovi da portare in dote ad Alfio Torrisi, tecnico che invece è stato confermato a furor di popolo. Non sarà facile per lui portare avanti questa squadra che vuole fare bene, una squadra che, come detto, ha portato tanti volti nuovi, altri ne porterà, e che però avrà un debutto non semplice in questo campionato, perché in base al calendario, che adesso vado a recuperare, lo potrete trovare sui nostri profili Facebook ed Instagram, il calendario del Catania prevede almeno 3 sfide delle prime 5 particolarmente pesanti, perché si inizia a Foggia, poi arriverà il Picerno al Provinciale e poi 2 trasferte a Crotone e a Taranto contro la squadra di Capuano prima dell'arrivo della Juventus Next Gen. Non facile, tutt'altro, ma da vivere assolutamente. Invece forse, anzi in realtà non tanto più semplice l'avvio del cammino del Catania, perché il Catania debutterà a Sorrento, poi riceverà il Benevento, che è una delle squadre che vuole fare grandi cose in questa C. Poi si gioca ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, e poi arriverà il Picerno con chiusura il 27 di aprile sul campo del Potenza, mentre il Trapani chiuderà in casa contro la Casertana. Vedremo se una delle potrà tagliare il traguardo. Ovviamente ci occuperemo del Messina, ma intanto al Trapani devo giocare altre 2 amichevoli, una contro il Cosa, in quale sarà la prima amichevole che si giocherà presso la sede del Ritiro in Umbria, a Cascia. Poi vedremo anche quella che è la terza amichevole della squadra guidata da Alfio Torrisi. Naturalmente, anche se vogliamo, aspettiamo commenti da parte vostra per l'avvio della nuova stagione, del nuovo
proprio in questi ultimi minuti. Eccoci qua, siamo tornati. Vi chiedo scusa per quello che è questo piccolo problema, ma purtroppo sono praticamente a fil di sole e c'è un piccolo problema, chiaramente non ci sono le temperature di Livigno, c'è molto più caldo, quindi ecco, dovremmo essere siamo tornati. Rimasti, c'è stata la prima defezione, che qui Michele ce l'ha fatta. Live che sta andando in onda. Eccoci qua, rieccoci qua. Parlavo del Messina, il Messina che ha visto sforbiciare, e non di poco, la rosa a propria disposizione. Dai ben 5 giocatori che erano a disposizione di Alfio Torrisi, si è scesi a 4 perché è andato via Michele Mausso. È arrivato il pagamento della clausola rescissoria da parte del Foggia, che ha pagato la cifra necessaria per acquisire la formazione del cartellino del fantasista dell'ex numero 10 giallo-rosso. Attualmente in rosa ci sono 4 giocatori, ovvero sia umili scuse per quello che sta accadendo. Eccoci qua. Dicevo, rispondendo a Vincenzo, ci sono tante squadre che partono sempre con grandi prospettive, ma che poi perdono il filo del discorso a livello stagionale. Mi viene in mente ad esempio lo stesso Benevento, che da squadra retrocessa dalla B alla C doveva fare grandi cose e alla fine non le ha più fatte. Per quanto riguarda invece ad esempio altre squadre che potranno fare bene, occhio a mio parere a squadre come
l'Avellino, il già citato Catania, insomma si potranno vedere delle belle cose nella C di quest'anno con le siciliane protagoniste. Agostino Alaimo ha scritto: a mio parere in Serie C l'Avellino è un organico superiore, nei giorni scorsi ha ingaggiato il centrocampista Sounas proveniente dal Catanzaro. Ecco appunto quello che dicevo. E secondo Agostino le due squadre che portano favorite sono Benevento e Avellino. Rullo sordo, confermo, c'è stato un piccolo problema non tanto di connessione quanto di inquadratura. Si è impallata la telecamera, l'abbiamo sistemata un attimino. Mi dispiace per Maus e Forte, sono d'accordo, e Maus è stato uno di quei giocatori che ha trascinato per buona parte delle scorse partite il Messina. Il Messina adesso deve darsi una svegliata. È stato annunciato il ritiro dal 23 luglio Zafferana e Tenea, dopo che erano stati sondati altri terreni di gioco come Santa Domenica di Vittoria e come Castelbuono. Alla fine si è optato per la località a pochi passi da Catania, e vedremo naturalmente come andranno le cose in questo senso, anche perché è stato ufficializzato un ritiro, ma in questo momento sarebbe un ritiro per 4 giocatori, 5 perché è stato ingaggiato un portiere 2004 che dovrebbe fare da secondo, non sappiamo chi sarà il primo, e poi mancherebbero altri 18 giocatori. Quindi questa è la situazione, questa è una situazione tragica che si sta vivendo a Messina. C'è un allenatore, c'è un direttore sportivo, non ci sono giocatori, non si sa chi sarà il proprietario, non si sa come si comporrà il settore giovanile, perché il Messina in questi ultimi anni ha sempre appaltato a livello di settore giovanile. Questa è una cosa fastidiosa per un club professionistico, è una cosa che dovrebbe fare riflettere la proprietà ed è una cosa che dovrebbe indurre naturalmente a chiudere al più presto la trattativa qualora gli acquirenti si dovessero rivelare persone serie. Sembrano esserlo, perché non stanno trapelando nomi, non stanno trapelando figure, non stanno trapelando cifre, però è chiaro che il Messina deve scuotersi, perché così facendo rischia di perdere un vero e proprio tesoro. La Sicilia rischia di perdere un elemento importante di quello che è il suo... la Sicilia rischia di perdere un patrimonio importante del proprio bagaglio calcistico e sportivo, e per la città di Messina, che di fatto è la porta della Sicilia, lo potrebbe diventare ancora di più qualora dovesse prendere vita il Ponte. Ovviamente non faccio politica, non è il mio mestiere, però è chiaro che la squadra di calcio a Messina tra i professionisti serve come il pane, ma serve a determinate condizioni, e in questo momento non ci sono le condizioni per fare calcio a Messina secondo quelli che sono i dettami della famiglia Sciotto. Staremo a vedere, speriamo naturalmente che tutto si risolva per il meglio, che tutto si chiuda nel migliore dei modi, anche perché, ripeto, è un grande problema per tutto il movimento che proprio in una fase in cui ci sono 4 capoluoghi di provincia, 3 professionisti, di cui 3 con proprietà importanti e con ambizioni importanti, e soprattutto mentre c'è una Serie D di cui mi occuperò in questi ultimi minuti di live, vede tante squadre siciliane, alcune delle quali anche capoluoghi di provincia a loro volta. Sarebbe un peccato perdere una squadra come Messina, comunque vedere una squadra come Messina, una città come Messina così maltrattata a livello sportivo. Passiamo alla D. D, che tra altre cose vi spoilerò questa cosa, ci vedrà protagonisti anche nel prossimo campionato con le nostre telecamere, ma non voglio aggiungere altro, lo scoprirete con il passare del tempo. D, che nelle scorse ore ha visto la presentazione del nuovo progetto Castrum Favara, società, ricordiamo, nata dalla fusione tra virgolette tra Canicattì e Profavara che non ha perso il titolo, semplicemente il titolo del Canicattì è stato trasferito a Castrofilippo per una questione di continuità geografica. Da Canicattì a Favara si sono incontrati in mezzo praticamente, per essere proprio asciutti, e il progetto è stato presentato ieri con il nuovo team dirigenziale, con Pietro Infantino allenatore, e stanno via via arrivando i primi annunci di mercato. Naturalmente li potete trovare quando arriveranno definitivamente anche sul nostro sito www.sportisili.it. Nel frattempo Siracusa e Nissa si stanno sfidando a suon di colpi di mercato. L'ultimo colpo in ordine di tempo piazzato da Ieretusei è quello di Roberto Convitto, che alla Vibonese, a Trapani, ha fatto grandi cose nella scorsa stagione, uno di quelli che ha fatto cose eccellenti anche in altre piazze della Sicilia, come ad esempio Licata, ma anche tra i professionisti viene in mente la Lucchese e Livorno. Quindi un giocatore che potrà fare bene insieme ad altri come Alma, come Maggio e così via. La Nissa invece, dopo aver ingaggiato giocatori di grande spessore come Samaché, come Mansur, come Maltese, come Tumminelli, ha ufficializzato l'arrivo di un altro
reduce dalla stagione del Trapani dei record, ovvero sia Mauro Bollino, che andrà a rinforzare ulteriormente il reparto di attacco. E come suggerisce Rullo Sordo, anche l'Akragas deve darsi una scossa come per il Messina. Anche qui c'è una città che non supporta la società, ci vogliono investimenti e supporto logistico e organizzativo. Akragas che sta cercando di tirarsi fuori e sta cercando di mettere insieme i pezzi per fare ottime cose. Detto questo, l'aspetto relativo all'Esseneto continua ad essere il nodo cruciale per far sì che questa squadra possa spiccare il volo e possa tornare quantomeno in Serie C come era già nel decennio scorso. Staremo naturalmente a vedere. Intanto sono arrivati altri annunci di mercato, come ad esempio il Paternò, che ha messo sotto contratto Mattia Retucci, ex attaccante del Pro Favara. E poi ci sono ovviamente tutte le altre situazioni, la Cireale che sta cercando di rialzare la testa con il nuovo corso tecnico, con mister Epifani in panchina, al posto del dimissionario Facciolo, e col nuovo direttore sportivo che invece ha preso il posto del DS Meli. Città di Sant'Agata pian piano sta venendo su. Il Ragusa purtroppo dovrà partire da un nuovo riassetto tecnico dopo il riassetto societario, perché si è dimesso Giovanni Ignoffo, e quindi urge un nuovo allenatore prima che venga composta la rosa, venga composto l'organico per la prossima stagione. Chiudo con gli ultimi commenti, poi ci congediamo, è stata una bella ora insieme. Purtroppo qualche piccolo problema tecnico del quale naturalmente mi tolgo e mi dispiaccio. Ritornando alla B, ieri la Salernitana ha svolto un amichevole contro il Volos, squadra greca di terza serie. La Salernitana ha perso per 1-0. A fine partita c'è stata una contestazione dei tifosi. Infatti il mio parere è proprio questo: la Salernitana, sempre tornando anche al discorso della Serie C e sempre tornando al discorso delle squadre che pur retrocedendo dalla categoria superiore fanno fatica. Basti pensare al Benevento che ha fatto, o anche al Crotone che ha fatto dalla A alla C in 2 anni, o anche alla SPAL stessa. Si fa fatica. Intanto il commento di Rullo Sordo penso che sia il modo migliore per chiudere questa live. Rullo Sordo ci dice: bella diretta ma la prossima volta un ombrellone. Sono assolutamente d'accordo. Non so se vi ricordate, un paio di giorni fa, durante una live condotta da Chiara Ferrara e Antonio Massaro, gli stessi ragazzi hanno svelato che mi sono dovuto aprire l'ombrello perché eravamo sugli spalti dell'Acqua Granda, c'era un sole che picchiava fortissimo e purtroppo è arrivato il mega caldo. Noi ci aggiorniamo naturalmente sul nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare tutte le notizie in merito allo sport siciliano. Chiuderemo probabilmente questa sera con la cronaca della finale del Palermo Ladies Open di tennis tra Quyen Zheng e Carolina Muchova. Spero di aver pronunciato tutto giusto. Ho ancora addosso le conseguenze non solo del viaggio, ma anche del caldo che abbiamo beccato ovviamente a Palermo dopo una settimana non oltre i 20 gradi. Naturalmente le notizie su tutto lo sport siciliano, naturalmente sui nostri profili Facebook, Instagram, X, TikTok troverete tutti gli aggiornamenti del caso, non solo notizie ma anche curiosità. Avete visto tanti reel, tanti video, tante foto direttamente da Livigno, da Temo Ponte di Legno, insomma da ovunque. Sul nostro canale YouTube Sportisili TV troverete questa e tutte le altre dirette che abbiamo condotto per portare nelle vostre case il meglio dello sport siciliano a 360 gradi. Siamo quasi all'ora di gioco, come si dice alcune telecronache. 54 minuti molto divertenti, nonostante non fossi affiancato da altri come è stato in queste 2 lunghe e intense settimane. Torno a ringraziare Chiara Ferrara e Antonio Massaro per il supporto a Livigno, per aver fatto un grandissimo lavoro anche loro, sicuramente molto di più il sottoscritto. Ringrazio ovviamente Aldo Sessa per il supporto da Palermo, da Trappeto, da dovunque si trovasse. Chiudo con il commento di Sebastiano Sino: cosa ne pensi delle parole di Lucioni su Brunori? Lucioni ha parlato da leader, ha parlato da persona esperta, veterana, chiaramente anche lui sa che qualcosa va sistemato e qualcosa va gestito. Chiudo ancora una volta ringraziando i
signori qua sotto che ci hanno dato una grande mano durante le 2 settimane di ritiro a Livigno e che sicuramente saranno al nostro fianco anche durante la stagione 2024-2025. Noi ci risentiamo sui profili di cui vi ho già fatto cenno, ci risentiamo su YouTube, sui social, sul sito, ovunque. Grazie per averci seguito. Chiudo con la sigla, che fondamentalmente è l'ultima volta che vedrete la sigla di Sportisi Le Way speciale Ritiro Palermo, e ci vediamo alla prossima. Ciao!